Un corso di disegno per i detenuti di alta sicurezza al carcere Petrusa di Agrigento nell'ambito della festa della legalità di Favara. È un'idea patrocinata e fortemente voluta dal centro Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Guicciardino, che proprio con questa finalità ha provveduto ad acquistare e fornire i corsisti del materiale necessario a sviluppare questo percorso tecnico-creativo. Il docente Vincenzo Patti, favarese, è un maestro d'eccezione che presta in questo contesto la sua opera volontaria e gratuita, conosciuto e stimato per la sua copiosa attività artistica e culturale che nel tempo è stata riconosciuta, meritevole di grandi riconoscimenti e premi. Questo percorso, afferma Lina Urso Guicciardino, è la testimonianza di come nella vita sia necessario avere la possibilità di ripartire, lasciandosi alle spalle esperienze e decisioni rivelatesi errate, e dunque intraprendere una nuova vita. Ecco perché, interpretando quel sentire comune che fortunatamente si fa strada nella società, continua la presidente Urso Guicciardino, abbiamo fortemente creduto e sostenuto questo progetto che coniuga la festa della legalità con il concetto di umanità, rivelando come siano imprescindibili l'uno rispetto all'altro. Il corso, che per la prima volta vede coinvolti i detenuti di alta sicurezza, ha già registrato nel corso della prima lezione grande entusiasmo e partecipazione e si articola in 10 appuntamenti di 2 ore circa con cadenza bisettimanale. Un modo, afferma Vincenzo Patti, per aggregare, rieducare e stimolare l'amore per la cultura e il bello verso quanti cercano una seconda opportunità che possa aprire loro nuovi orizzonti di vita.